Buongiorno, ben trovati ad una nuova puntata di Ore 13 Salute, buon inizio di ottobre. Fare sport in sicurezza vuol dire praticare un'attività sportiva che porta benefici al corpo e non lo esponga poi a dei rischi, quindi anche la scelta dell'attività fisica deve essere particolarmente oculata. Oggi parleremo di questo, ma parleremo anche in che misura sia possibile tornare a fare sport magari dopo aver avuto un infarto, quindi quali benefici comunque porta fare sport per chi ha avuto magari un problema cardiaco di questo tipo, e ancora lo sport negli atleti over 40, insomma avremo vari argomenti di cui discuteremo quest'oggi in compagnia del mio ospite che vi presento subito. Ho il piacere di avere in studio il dottor Patrizio Sarto, direttore dell'unità operativa complessa medicina dello sport, Dipartimento di Prevenzione ULSS 2 Marca Trevigiana. Ben trovato. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Allora, noi siamo in diretta come di consueto, aspettiamo le vostre telefonate 0422 1626 798 per intervenire in diretta. Allora, prima di andare a parlare di come fare sport senza correre rischi e di trattare tutti gli argomenti che ho già un po' anticipato, ci parla della medicina dello sport, perché non è un reparto classico come lo conosciamo noi, no? Con le degenze eccetera. Di che cosa si occupa la medicina dello sport? Ma la medicina dello sport di Treviso, dell'azienda 2, è una unità operativa, diciamo un servizio che è inserito all'interno del Dipartimento di Prevenzione della nostra azienda e si occupa principalmente di tutto ciò che riguarda la relazione che esiste tra giovani e meno giovani correlati allo sport e all'attività fisica. La nostra disciplina, diciamo così, nasce negli anni 50 circa, grazie alla importante spinta data da fisiologi molto importanti come il professor Margaria e il professor Ceretelli, grandi esperti della fisiologia, quindi di tutta l'attività del corpo umano. Da lì poi nasce una serie di discipline di medicina dello sport. Qualcuno si è occupato di traumatologia sportiva, qualche altro di valutare le caratteristiche funzionali degli atleti top level, mi viene in mente tutti gli atleti olimpici, e poi c'è tutta un'area molto molto vasta della medicina dello sport che è dedicata essenzialmente alla tutela sanitaria delle attività sportive come prima mission, come principale, quindi valutare gli atleti, i ragazzi e le persone anche meno giovani dal punto di vista clinico, cosa molto importante, per evidenziare se ci sono delle patologie prevalentemente cardiologiche, ma non solo, pensiamo anche al diabete, pensiamo all'ipertensione, che possono in qualche modo esporre a rischio quel soggetto qualora lui praticasse uno sport, un'attività fisica. Il nostro servizio, diciamo che è un servizio che si occupa in senso trasversale di tutto quello che ho appena detto, un po' di valutazione top level, molto di tutela sanitaria, moltissimo di indicazione, e quindi portare il soggetto, il cittadino, l'atleta al quale sia stata riscontrata per esempio una patologia, dare indicazioni su quale sia l'esercizio fisico e molto spesso lo sport più indicato per la sua condizione. E so che questo è molto importante per voi. Quanti specialisti Ma ci noi sono? siamo un gruppo costituito da 5 specialisti che lavorano su Treviso, poi ne abbiamo altri 2 sugli ambulatori, sull'attività del distretto di Asolo Montebelluna, 2 Montebelluna, 2 ancora su Mota di Livenza, quindi il gruppo è un gruppo abbastanza folto, fatto di specialisti molto giovani, molto preparati, un gruppo di personale di comparto, quindi infermieristico di altissimo livello, poi abbiamo anche all'interno della nostra struttura un referente che si occupa, uno specialista dell'esercizio, uno scienze motorie specializzato nella valutazione di programmi di allenamento per soggetti con patologie come chi ha avuto un infarto, come lei citava in introduzione. Senta, non l'abbiamo detto, però non è soltanto all'interno dell'ospedale Cafoncello di Treviso, è una rete provinciale di medicina dello sport molto competente, molto professionale. Sì, e noi siamo
la sede principale è al Dipartimento Prevenzione, alla Madonnina, però abbiamo anche un'attività su Castelfranco, abbiamo 2 attività ambulatoriali con 2 colleghi, 2 su Montebelluna e un'attività anche su Motta di Vivenza, struttura con cui la nostra azienda lavora molto. In più abbiamo una struttura aggregata, cioè dobbiamo acquistare a prestazioni, sono così, accreditata su Vittorio Veneto, l'Istituto di Medicina dello Sport di Vittorio Veneto, che fa sempre capo alla nostra attività, nel senso tutti lavorano per dare risposta ai giovani atleti trevigiani. Proprio perché insomma l'unità operativa è cresciuta, si è ampliata nel corso del tempo, è la più grande della Regione Veneto. Diciamo che il nostro è il servizio sicuramente più grande nei dipartimenti di prevenzione del Veneto e credo di poter dire che a livello Veneto siamo sicuramente uno tra i centri più come dire, importanti e che svolge un'attività trasversale, quindi che veramente si occupa, diciamo, del bambino fino all'adulto e adulto con problemi. Vengono addirittura da fuori provincia o da fuori regione per rivolgersi alla medicina dello sport? Sì, devo dire che soprattutto per quanto riguarda le indicazioni sul tipo di attività fisica e sportiva da proporre nei soggetti con patologie cardiache, vediamo persone molto spesso fuori provincia e può capitare anche qualche volta fuori regione. Proprio perché insomma, si parla, no, di molti sport, di molte problematiche legate poi all'attività fisica, l'unità operativa di medicina dello sport si interfaccia con altre unità operative, con i classici reparti ospedalieri che conosciamo? Assolutamente, cioè, ormai la medicina non è più una medicina fatta a, come dire, compartimenti stagni, cioè ognuno si occupa di questo settoriale, certo. No, assolutamente no, soprattutto la nostra, noi ci interfacciamo con la pediatria, per esempio con i nostri pediatri per i ragazzi che sono per esempio affetti da mucoviscidosi o da patologie dal diabete, quindi con i pediatri, ma anche con i diabetologi, con i cardiologi per i soggetti con patologie cardiache gravi, con gli oncologi, per tutto quello che significa la ripresa dell'attività fisica e l'utilizzo dell'attività fisica nella prevenzione di patologie oncologiche, che ormai è descritto in letteratura con diciamo, evidenze scientifiche molto importanti, ma anche con i pneumologi, lavoriamo moltissimo con con la pneumologia sia dell'ospedale di Treviso, Cafoncello, ma anche di Montebelluna per i pazienti che hanno patologie croniche. Quindi devo dire che il nostro è un lavoro veramente trasversale. Con la nefrologia, tutti i pazienti dializzati, per esempio i trapiantati di rene, che vogliono praticare o che vogliono essere trattati anche con l'esercizio fisico, sono in stretto contatto con il nostro servizio. E poi sappiamo che Treviso è una tra le province più sportive d'Italia, quindi immagino che abbiate insomma un bel da fare. Quali sono i dati relativi alla popolazione trevigiana sportiva? Insomma, i dati sono tantissimi, credo siamo la terza o quarta provincia più sportiva d'Italia. Circa una quindicina d'anni fa siamo stati la provincia campione d'Italia in basket, rugby, pallavolo e il Treviso era in Serie A, quindi credo che nessun'altra provincia avesse prodotto un livello sportivo come la provincia di Treviso. È chiaro che la popolazione trevigiana è una popolazione molto attiva, molto esigente da questo punto di vista e noi cerchiamo di essere all'altezza delle esigenze dei cittadini trevigiani. Molto sportiva ma anche molto variegata dal punto di vista sportivo, insomma certo, sappiamo che gli sport sono molti e quelli che piacciono ai trevigiani sono davvero tanti. Sono davvero tanti e poi dipende dalle fasce d'età. Ancora oggi il calcio nei giovani la fa da padrone, ma il rugby, soprattutto nella nostra provincia, è uno sport molto praticato. Non possiamo dimenticarci il ciclismo per quanto riguarda i giovani, ma gli sport di squadra come il basket e la pallavolo, cioè veramente si fa fatica a dire quale sia lo sport più praticato a Treviso, proprio per la storia che Treviso ha donato anche all'Italia. E poi, mentre per quanto riguarda gli sport, le fasce d'età
età più adulte sicuramente l'atletica leggera e il ciclismo rappresentano le pratiche sportive più praticate. C'è da aggiungere che più si va avanti con l'età, più entrano a, come dire, in modo dirompente le pratiche molto molto prolungate, quindi le corse in montagna, quindi le prestazioni ciclistiche molto molto prolungate, quindi dipende un po' dalla fascia d'età, ma insomma diciamo che negli over 40 ciclismo e atletica leggera rappresentano sicuramente gli sport più praticati. Ecco, di questo poi ne parleremo nel dettaglio, perché sono i cosiddetti atleti master, vengono definiti master. Allora noi ci fermiamo per una breve pausa di pubblicità, poi torneremo a parlare della visita medico-sportiva, no? Tutti noi l'abbiamo fatta, rimane comunque molto importante, cercheremo anche di capire come è cambiata nel corso del tempo. Ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta ore 13, 0422 16 26798 per intervenire in diretta. Riparto insomma dalla visita medico-sportiva, abbiamo detto che è fondamentale, però nel corso del tempo sarà anche cambiata, no? Perché cosa si va ad indagare, come viene fatta? Ma sì, allora intanto una visita medico-sportiva, io la preferisco chiamare valutazione medico-sportiva perché è, come dire, il riassunto di tante cose che si fa all'atleta. Fa la sua comparsa nel 1982 grazie a un decreto del Ministero che ha deciso che era necessario visitare per legge tutti gli atleti. Devo ricordare che già la legge che aveva come dire, lanciato il Servizio Sanitario Nazionale nel 1978 aveva in uno dei vari punti individuato che era necessario tutelare le attività sportive, quindi insomma lungimirante. Devo dire assolutamente di sì. Inizialmente la valutazione si proponeva la solita valutazione clinica, l'esame delle urine che è rimasto, la spirometria, e si utilizzavano il cosiddetto gradino da proporre per fare uno sforzo fisico. E non si faceva una valutazione, non si monitorava la risposta cardiaca durante lo sforzo fisico, non lo si faceva. Negli anni per fortuna questa cosa è cambiata e in Veneto, il Veneto è una delle poche regioni italiane dove ha imposto che la valutazione fosse diversa, cioè che ci fosse una monitorizzazione durante lo sforzo fisico e che lo sforzo eseguito durante la valutazione fosse uno sforzo di una certa entità. Questo è molto importante. Perché? Perché se noi non valutiamo la risposta cardiaca durante lo sforzo e non raggiungiamo delle intensità tali, rischiamo di perderci molte patologie pericolose per gli atleti. Spesso si fa l'errore di pensare che i giovani stiano tutti bene, non abbiano nessuna problematica fisica. Questo purtroppo è un concetto che è molto diffuso. Per definizione si ritiene che il ragazzo sia sano, per definizione, perché è giovane, e questo è un errore grave, perché noi sappiamo benissimo che esiste una certa prevalenza di patologie, cioè un certo numero di popolazione è affetta da quella malattia. Perché? Perché le patologie di cui ci occupiamo noi cerchiamo di escludere patologie rare nella popolazione che valutiamo, sono patologie che arrivano e vengono trasferite per difetti del DNA. E quindi è chiaro che la prevalenza è presente, quindi io non so, se noi valutiamo il sospetto di una patologia della cardiomiopatia ipertrofica, che è una malattia che rappresenta la prima causa di morte in America, sappiamo che la prevalenza, cioè uno ogni 500 persone è affetto da questa patologia. Ma se invece pensiamo alla malattia la sindrome del cutilungo, che è una malattia rara e molto pericolosa, la prevalenza è di uno ogni 2000 nati. Quindi capirà bene che stiamo parlando di patologie rare ma presenti nella popolazione e purtroppo tante volte non sono patologie che hanno dato segni di sé. Quindi convincere un genitore, intanto sull'importanza di questa valutazione, che troppo spesso viene, come dire, sminuita e si ricerca il certificato che costa di meno
piuttosto che la valutazione più approfondita. Più accurata. Sì, e questo è un errore molto grave che si fa. Poi purtroppo delle volte capita di dover comunicare a una famiglia che un ragazzo che apparentemente è sano e completamente asintomatico, senza nessun disturbo, che magari è anche cioè è in grado di svolgere prestazioni sportive ad altissimo livello, è affetto da una patologia. Beh, in quel caso lì diventa molto complicato, perché la comunicazione di questa cosa è veramente molto difficile da fare. Certo, tornando alla valutazione medico-sportiva, insomma, chiamiamola visita nella maniera più semplice, in che modo viene rilasciata l'idoneità sportiva e perché? Quali sono, insomma, le motivazioni per cui non viene rilasciata nei giovani? Sì, allora si arriva a poter decidere se l'atleta, che può essere il giovane di 15 anni come l'atleta di 70 anni, in seguito alla valutazione, quindi si mettono insieme tante cose, la valutazione clinica, la storia familiare, l'elettrocardiogramma, l'esame spirometrico per capire la funzione respiratoria, la prova da sforzo, l'esame delle urine, e poi tutto ciò che il medico ritiene necessario per completare la valutazione di quella persona, si mettono insieme tutti questi dati e si decide poi se il soggetto è idoneo oppure no per lo sport. Le cause più frequenti di non idoneità sono, nella nostra esperienza, ma la nostra esperienza rispecchia l'esperienza nazionale, sono cause cardiovascolari. L'85% delle cause di non idoneità sono patologie cardiovascolari e sicuramente patologie, come ripeto e continuo a dirlo perché è molto importante, sono patologie rare. Ecco perché chi fa questo mestiere deve avere una preparazione molto settorializzata e finalizzata alla ricerca di queste patologie. Vede, visitare una persona di 50 anni a volte è molto più semplice che visitare un ragazzo di 17, perché mentre il nostro cuore è già sviluppato e quindi se c'è una patologia è più facile dimostrare che esiste una patologia in un giovane è molto più complicato. Perché? Perché il giovane ha un cuore ancora in fase di accrescimento e molto spesso gli adattamenti del cuore allo sforzo fisico vanno a mimare o a nascondere una patologia molto pericolosa. Quindi è chiaro che serve una competenza molto, molto specifica. È chiaro che nei soggetti, tornando alla domanda iniziale su quale tipologia e come è evoluta la medicina dello sport negli anni, è chiaro che quando noi valutiamo una persona che ha più di 40 anni, lo vedremo dopo, è chiaro che la prova da sforzo quindi non è più breve ma molto intensa, ma ha una caratteristica diversa. Quello che noi facciamo nei giovani, nella valutazione, è quello di proporre uno sforzo fisico che ha una durata molto contenuta, dai 3 ai 5 minuti, però deve essere ad inizio improvviso e da interruzione brusca. Perché? Perché noi cerchiamo la presenza di aritmie, cioè disturbi del ritmo del cuore, che sono le spie che ci fanno capire che probabilmente in quel cuore esiste una certa vulnerabilità che è determinata da una malattia occulta. Senta, il classico cosiddetto soffio, che spesso viene riscontrato, non è così raro, ma viene considerata una patologia cardiaca oppure no? Guardi, nella stragrande maggioranza dei soffi che noi rileviamo durante la visita di popolazione giovane è molto spesso un soffio che noi consideriamo funzionale, quindi che non ha nessuna patologia alla sua base, non sempre, ma la maggior parte delle volte sì, ed è caratterizzato da un rumore che il sangue fa quando circola all'interno del cuore. È più facile ascoltare un soffio in soggetti un po' magrolini, molto alti, perché il torace è più vicino, il cuore è più vicino al torace e quindi è più facile avvertire questo rumore, ma con una valutazione clinica attenta dimostra molto spesso, senza dover ricorrere ad altri accertamenti come l'ecocardiogramma, che è un soffio che non è, come dire, supportato da una malattia cardiaca. Poi ci sono i casi invece di soffi che sono espressione di una malattia cardiaca, meglio di una malattia valvolare, che sono le porte che sono
che ne abbiamo 4 nel nostro cuore, che si aprono e si chiudono ad ogni battito cardiaco e che potrebbero avere qualche piccolo difetto che si esprime con un soffio. Però devo dire che nella nostra percentuale, nella nostra casistica, il soffio veramente è raramente espressione di una malattia di cuore nella popolazione giovane. Diverso è il soffio nella popolazione più adulta, perché in quel cuore adulto è un cuore che è un po' più usurato, dove è più facile trovare una malattia valvolare, però dipende molto, insomma. Senta, nel caso in cui nella visita, nella valutazione venga riscontrata una patologia cardiaca, naturalmente suppongo si vada ad approfondire, l'attività fisica, l'attività sportiva, si consiglia di cessarla o si può continuare in maniera diversa, blanda? Allora, questa è un'ottima domanda. Allora, per prima cosa mi sento di dire che durante la valutazione noi facciamo la valutazione a livelli. Il primo livello è la valutazione classica, poi quando abbiamo sospetti si passa ad accertamenti, diciamo così, di secondo livello, per esempio l'ecocardiogramma, che è l'esame che ci permette di vedere se il cuore ha una malattia nella sua capacità di contrarsi, oppure la registrazione del battito con l'Holter, ECG dinamico, se c'è un disturbo del battito nelle 24 ore, a volte anche in una settimana di registrazioni quando abbiamo dei dubbi. Poi c'è la prova da sforzo e poi c'è una valutazione di terzo livello che è caratterizzata dalla risonanza magnetica cardiaca, dall'attacca coronarica e quindi da accertamenti molto più anche invasivi, coronarografia, studi molto più approfonditi. Una volta che noi arriviamo alla diagnosi di una patologia, che come ripeto nel 95% dei casi è una malattia cardiovascolare, si inizia, se è necessario, una terapia medica o chirurgica, perché molto spesso i nostri ragazzi vengono poi sottoposti a interventi cardiochirurgici per correggere i difetti che abbiamo riscontrato durante la nostra valutazione. E terminata questa ulteriore valutazione si decide se quella patologia espone il soggetto ad un rischio di morte, perché questo poi alla fine è il problema, durante lo sport, quindi lo sport libero in tutte le sue espressioni. Se è così, questo ragazzo gli viene vietato lo sport agonistico, ma nel nostro servizio, all'interno del nostro dipartimento, qui siamo, mi sento di poterlo dire, veramente uno dei pochi centri in Italia che ci prendiamo in carico questo ragazzo, lo valutiamo approfonditamente per poter dare delle indicazioni ben precise su quale tipo di attività fisico-sportiva può praticare. Quindi la novità è che viene prescritta l'attività fisica, l'esercizio fisico anche in quei soggetti in cui si riscontra una patologia cardiaca? Certo, devo dire che soltanto le malattie acute, cioè quelle che si manifestano improvvisamente, hanno una controindicazione, poi non esiste controindicazione in tutte le altre patologie cardiovascolari, non c'è, assolutamente. Quello che cambia è l'intensità dello sforzo fisico che quella persona può sopportare. Quindi è fondamentale sostanzialmente promuovere l'attività fisica anche in quei soggetti che, chiaramente valutando in quale misura, in quale modo, hanno comunque una patologia cardiaca, qualche problema di salute, anche in quei soggetti che hanno avuto, come dicevamo, hanno subito un infarto, quindi anche loro possono continuare a fare sport, in che misura però? Allora, se noi consideriamo la persona, guarda, ho appena visitato un signore di 47 anni, prima di venire in studio, ed era profondamente affranto perché aveva avuto un infarto miocardico. Lui era un ciclista, ma lo è ancora, un ciclista diciamo molto appassionato della sua disciplina, che dopo l'evento aveva interrotto la sua attività. La cosa peggiore da fare è interrompere, non solo bruscamente, ma proprio interrompere l'esercizio in queste persone. Perché? Perché i dati della letteratura sono così chiari che ci dicono che dopo un evento cardiovascolare il soggetto deve continuare a svolgere un'attività fisica che però deve essere assolutamente personalizzata. Cioè non è possibile consigliare ancora lo sport intenso in quella persona, ma deve continuare
ad essere in movimento prescrivendo un programma di esercizio. Dopo quanto dall'evento e quindi dall'infarto? Ma guardi, dopo già 2 settimane è possibile ripartire, dopo un'attenta valutazione, poi dipende molto da quanto estesa è stata la malattia cardiaca, cioè se l'infarto miocardico ha generato un problema, diciamo così, di capacità contrattile, beh lì dovremmo essere molto attenti, ma anche lì non esiste una limitazione, anzi, sarà necessario prescrivere un programma di esercizio fisico che ha un impatto fortissimo nella prognosi. Cioè cosa significa? Che se le persone che hanno avuto un infarto non riprendono un'attività fisica o la iniziano se non l'avevano mai praticata prima, hanno maggior rischio di nuovi eventi e maggior probabilità di morte. Allora, noi ci fermiamo per una breve pausa di pubblicità, ma subito dopo torniamo su questo, perché dobbiamo capire anche dopo un infarto quali benefici, oltre ai rischi che abbiamo appena sentito, può insomma, portare l'attività fisica. Ci fermiamo per qualche minuto, tra poco. 5. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13. Stavamo parlando, ci siamo lasciati prima della pubblicità, parlando dello sport dopo l'attività fisica, dopo un infarto. Rischi e benefici. Adesso abbiamo parlato dei rischi, adesso io parlerei dei benefici che sono forse diciamo, di più dei rischi dopo un infarto miocardico. Una persona che ha avuto un problema cardiaco come l'infarto è una persona che ha avuto una malattia delle coronarie, che sono i tubi che portano sangue al nostro cuore. Si forma un calcare all'interno che può ostruirsi e generare quindi un infarto miocardico. Perché è importante proporre l'esercizio in queste persone? Perché l'esercizio ha degli effetti molecolari fondamentali. Tanto che è vero, significa molecolari? Allora, molecolari significa che si sviluppano degli adattamenti cellulari al fatto che si faccia esercizio. Un esempio, lavorare ad una certa intensità triplica le cellule staminali del nostro corpo. Le cellule staminali sono un po' la panacea, no? Che tutti stiamo aspettando. Perché sono importanti? Perché queste cellule totipotenti possono trasformarsi in cellule, in questo caso cardiache. E quindi l'esercizio è in grado di stimolare, di triplicare questa popolazione di cellule che, come dire, invadono il nostro sistema circolatorio. Lo sviluppo e come dire, la presenza di queste cellule nel circolo cardiaco stimola la produzione di nuove arterie e quindi migliora il trasporto di ossigeno al cuore. Questa è una cosa molto importante. Lei deve pensare che nell'ambito scientifico noi proponiamo una terapia al nostro paziente perché sappiamo che c'è evidenza che quel farmaco ha un impatto forte sulla prognosi di quella persona. L'esercizio ha la stessa impatto sulla prognosi di un farmaco, della statina per il colesterolo o della cardioaspirina come capacitante aggregante. Statina e cardioaspirina sono in classe di evidenza 1A, cioè significa che tutti gli studi hanno dimostrato che quei farmaci riducono fortemente gli eventi e la mortalità. L'esercizio è in classe di evidenza 1A, cioè se tu non assumi esercizio hai maggior rischio di eventi cardiovascolari e ricoveri. I dati che stiamo raccogliendo a Treviso su quest'altro ambito ci stanno dicendo chiaramente che se tu entri nel nostro programma, che come servizio stiamo coordinando per la Regione Veneto sulla prescrizione dell'esercizio nei soggetti affetti da malattia cronica, si riducono fortemente i ricoveri ospedalieri e la mortalità. È chiaro che questo ha un impatto molto forte sulla salute della popolazione. Certo. E quindi è chiaro che una persona che ha avuto un infarto deve riprendere il movimento. Possiamo decidere quale? Sicuramente intanto basterebbe che camminasse almeno 30 minuti 4 volte alla settimana, di un passo sostenuto. Poi se è più appassionato e desidera, come dire, fare qualcosa di più, se era prima un maratoneta o se era un ciclista e vuole tornare a come dire, riabbracciare il suo sport preferito, beh, allora in quel caso saremo in grado di dare delle intensità di esercizio da praticare sotto il controllo di un cardiofrequenzimetro e quindi potrà tornare in bici, anzi è auspicabile, e tornare a correre
anzi è auspicabile che lo faccia. Chiaramente viene valutato con lo specialista, però c'è un altro aspetto insomma, di cui dobbiamo tener conto, perché insomma, il paziente dopo che ha avuto un infarto conserva, no, la paura di quello che è accaduto, si ha sempre la sensazione di essere in pericolo, di essere più a rischio rispetto a prima dell'evento infarto. C'è anche l'aspetto psicologico e emotivo che è molto importante. No? Anche questo è un argomento estremamente importante, questo vale sia per i giovani quando noi andiamo a togliere lo sport, che ha un impatto fortissimo sull'equilibrio psicologico, no? Ecco perché siamo molto attenti quando scegliamo di questa opzione molto pesante per questo ragazzo, e lo stesso un evento può avere un impatto molto forte in un ragazzo o ad una persona adulta. È chiaro che lo sport, l'esercizio ha un ruolo cruciale anche per lo stato depressivo, perché l'esercizio fisico stimola per esempio le beta-endorfine, sono delle sostanze che vengono prodotte a livello centrale, che sono quelle che ti danno la sensazione di beneficio, di sentirsi bene dopo aver fatto un'attività fisica, ed è cruciale, ed è fondamentale perché le persone che hanno avuto un evento cardiovascolare nel 70% hanno anche nascosto o anche molto evidente uno stato depressivo, e questo può avere un impatto negativo sulla prognosi di queste persone. È chiaro che lo sport, l'esercizio ha un ruolo cruciale nel tono dell'umore, cioè lo migliora in modo significativo. Quindi insomma benefici a 360 gradi, non soltanto insomma, per chi ha avuto un problema cardiovascolare, un infarto, insomma per tutti, anche sì. Per il paziente diabetico? Questo è un altro argomento enorme che deve essere affrontato, e la ringrazio se mi dà la possibilità di affrontare questo problema. Perché? Perché vede, il diabete in alcune popolazioni non esiste, parlo del diabete dell'età adulta. Quali sono queste popolazioni? Quelle che vedono nel lavoro fisico ancora la loro possibilità di vita. Il diabete è una malattia che che si sviluppa nei paesi industrializzati perché si riduce sempre di più il movimento, l'alimentazione, che svolge un ruolo molto importante in senso negativo in alcuni casi, favorisce lo sviluppo di questa patologia, che è una patologia molto subdola, che apparentemente non dà sintomi ma che lavora di nascosto. Allora, perché l'esercizio fisico nelle persone adulte ha un ruolo così importante? Perché permette alle nostre gambe di utilizzare in modo migliore l'ormone che si chiama insulina, che viene prodotto dal nostro organismo, che serve a regolare gli zuccheri. Più noi ci muoviamo, più le nostre gambe si allenano a recepire l'effetto di questa terapia, di questo ormone. I dati della nostra letteratura, che raccogliamo assieme al dottor Pacagnella e a tutto il suo gruppo del centro di nutrizione e diabetologia del nostro ospedale, dimostra chiaramente che siamo in grado di ridurre la terapia insulinica, quando il paziente è molto aderente a questi programmi, anche del 30, 40, 50%. Grazie all'attività fisica. E alla dieta. È chiaro che se poi il soggetto però abbandona esercizio e dieta, torna esattamente al punto di partenza, il che significa che se un paziente fa 100 unità di terapia insulinica al giorno ed entra nel programma che abbiamo attivato nella nostra azienda assieme ai nostri colleghi diabetologi, possiamo arrivare anche a ridurre del 50, anche del 60% la terapia, associando la dieta e l'esercizio. Però bisogna fare molta attenzione, perché come per tutte le terapie, quando tu togli la terapia tutto ritorna al punto di partenza. Certo. Senta, un altro tema, la cronaca spesso ci ha riportato nel passato, un po' meno forse adesso, dei morti improvvise durante una gara, una partita, insomma durante un'attività fisica con una certa intensità. Com'è possibile che accada questo, soprattutto in atleti che per lo sport che fanno, per l'intensità, per il livello agonistico, sono atleti che sono comunque controllati? Com'è possibile che accada? È possibile perché delle volte esiste ancora l'errore che può essere il frutto di una scarsa attenzione da parte di chi valuta. Difficilmente una morte avviene in un soggetto che ha un cuore sano. Sempre di più si riduce ed è ristretto la percentuale di eventi mortali che si verificano nei soggetti che hanno un cuore sano. Quindi c'è sempre una patologia che potrebbe non dar sempre segno di sé.
Parliamo di patologie cardiache? Nel 95% sono malattie cardiache, solo un 5% sono patologie cerebrali, cioè dovute a una rottura di un aneurisma, cioè di una dilatazione di un'arteria del nostro sistema circolatorio cerebrale. Purtroppo può capitare e capita ancora e molto spesso potrebbe essere dovuto al fatto che è sfuggito qualcosa. Ecco perché la valutazione deve essere una valutazione molto attenta. Vede, noi adesso da poco abbiamo iniziato uno studio molto importante a livello nazionale dove andiamo a valutare assieme al professor Peter Schwartz, che è diciamo il padre, il personaggio scientifico è stato appena premiato del Nobel della medicina per un'onorificenza estremamente importante come esperto di una patologia che è la sindrome del cutilungo. Dicevo, stiamo valutando, andremo ad arruolare 800 ragazzi trevigiani che si renderanno disponibili a far parte di questo studio. Siamo l'unica struttura pubblica che Peter Schwartz ha voluto coinvolgere in questo studio. Quindi state collaborando per questo studio? Siamo 3 centri coinvolti, l'ospedale auxologico di Milano, dove diretto da Peter Schwartz, l'istituto degli atleti olimpici della Quacetosa di Roma assieme al professor Paolo Antonio Pelliccia, e poi la nostra struttura dell'azienda 2. Quindi siamo veramente molto orgogliosi di far parte di questo progetto. È una ricerca finalizzata che è stata finanziata come miglior ricerca italiana, che serve a valutare se il cuore dei giovani ragazzi allenati possono come dire, in qualche modo mimare un'alterazione grave e rara come la sindrome del cutilungo. Tutto questo lo si fa perché si sta cercando di approfondire sempre di più la nostra disciplina e la nostra specializzazione per riuscire a scovare quelle patologie che molto spesso sono malattie, come dire, malattie che si nascondono molto bene tra il cuore, che è ancora in fase di sviluppo, e gli adattamenti allo sforzo fisico, quindi questo può capitare. Devo dire che all'estero il rischio di morte è molto più elevato perché non esiste uno screening come quello italiano. Noi dobbiamo essere orgogliosi per questo importante impegno che il nostro sistema sanitario nazionale ha deciso di finanziare, perché noi ci occupiamo di giovani, prevalentemente di giovani, la visita militare è scomparsa, la medicina scolastica è scomparsa, quindi noi siamo gli unici che si prendono carico di uno screening nella popolazione giovanile che fa sport. E questo è un ruolo molto importante, e quindi è chiaro che proprio perché è un ruolo molto importante dobbiamo essere molto attenti nella valutazione, perché purtroppo ancora ci sono delle patologie che si nascondono molto bene e potrebbero dar segni di sé come il primo evento, la morte. Quindi sono atleti che sostanzialmente stanno bene, sono sempre stati bene, non hanno mai avuto nessun sintomo, però poi durante la gara, la partita, accade qualcosa. Accade qualcosa, un cortocircuito elettrico di solito, che è frutto di una vulnerabilità di quel cuore. Molto spesso non ci sono dei sintomi. In alcuni casi i sintomi sono stati nascosti o non raccontati nel modo corretto. E questo è un problema molto importante. Quindi noi quando visitiamo un ragazzo, vede, abbiamo poche cose. Abbiamo la storia della famiglia, abbiamo il ragazzo e quindi il racconto del ragazzo, abbiamo l'elettrocardiogramma, e da queste 3 cose dobbiamo riuscire a capire se esiste o no un problema. E non è facile. Ecco che se un ragazzo ha avuto un sintomo non deve mai trascurarlo, un sintomo correlato allo sforzo fisico o uno svenimento, la sincope, cioè lo svenimento per esempio per noi è una delle condizioni di maggior allerta, perché significa che c'è qualcosa che non va e dobbiamo cercarlo. Certo. E non molliamo finché non abbiamo veramente escluso che ci sia una patologia. Certo, perché la salute dell'atleta, del paziente è la prima cosa. Certo. Allora noi ci fermiamo per un'altra breve pausa di pubblicità, rimanete con noi, a tra poco.
Ultima parte di Ore 13 Salute, ancora insieme, andiamo a parlare insieme al dottor Sarto degli atleti cosiddetti considerati master, quindi ne abbiamo fatto accenno poco fa, insomma dai 40 anni in su. Benefici e rischi dello sport a certi livelli in questi atleti che abbiamo detto hanno dai 40 anni in su. Beh, allora intanto i benefici abbiamo già annunciati e sono moltissimi. Direi che in questa popolazione particolare bisogna stare molto attenti ai rischi. Allora, la prima causa di morte in questa popolazione è la malattia coronarica, cioè un'ostruzione di una coronaria, che molto spesso non dà segni di sé. Gli atleti master molto difficilmente hanno il dolore coronarico, o se ce l'hanno durante lo sforzo è un dolore molto sfumato, perché è una capacità di adattamento di quel cuore. Quindi bisogna stare molto attenti ed è per questo che la valutazione di questa popolazione è molto diversa da quella che facciamo nei ragazzi. Ne parliamo tra poco, sì, di come viene fatta la valutazione, che chiaramente è differente. Abbiamo una telefonata in studio, sì. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, sono Giusy. Buongiorno Giusy. Volevo chiedere al dottor Sarto come si può contrarre il diabete da parto, che adesso la mamma e anche il bimbo sono tutti diabetici e si fanno l'insulina, il bimbo si fa l'insulina. Grazie, già 18 anni. Grazie Giusy, è un po' un tema sì, diverso chiaramente. Beh, insomma, allora, il diabete da parto è una patologia che purtroppo può verificarsi in questa condizione. Non ho capito se anche il bambino ha il diabete. Se il bambino ha diabete di solito è una malattia che è acquisita, probabilmente dovuta a un problema che si è verificato subito dopo. E sono probabilmente due cause completamente diverse. Nel bambino c'è una carenza totale di insulina, nella mamma probabilmente, ma non ho capito bene dalla questione posta dalla signora Giusy, c'è un deficit, diciamo così, un diabete che era come dire, presente forse anche prima della gravidanza. È chiaro che entrambi richiedono l'utilizzo dell'insulina, perché si vede che la deficienza, cioè la carenza insulinica è tale, nel bambino sicuramente non c'è produzione totale, ma richiede questa assunzione, e che devono essere sicuramente molto, come dire, bilanciati tra dose insulinica e cibo da assumere. Ok, allora speriamo di aver risposto, anche se non era proprio il tema. Torniamo a questi atleti master, la valutazione è differente, anche la prova sforzo. La prova da sforzo è differente e io invito tutti, io spero che ci siano molti atleti master che stanno seguendo questa trasmissione, di fare molta attenzione quando vanno a fare la valutazione. Cioè lo sforzo deve essere massimale. Non deve essere il medico che decide di fermare il soggetto, ma il soggetto deve fermarsi quando proprio non ce la fa più. Questa è la differenza. Uno sforzo particolarmente intenso. Il massimo che può essere eseguito, perché allora è possibile evidenziare questa malattia coronarica che rappresenta un rischio di 7 volte maggiore nei soggetti che praticano sport di morte rispetto a chi non pratica sport. E poi c'è tutto l'aspetto del rischio cardiovascolare caratterizzato dalla pressione arteriosa, ma soprattutto dal colesterolo. La cosa che mi sento di dire, il messaggio che vorrei dare è: non accettiamo, non consideriamo non pericoloso un colesterolo elevato, una pressione elevata nei soggetti che praticano sport, perché si pensa essere protetti dallo sport. Questo è un errore molto grave. Queste persone devono prima curare i fattori di rischio, e molto spesso è necessaria una terapia, e dopo si potrà fare anche lo sport. È chiaro che nel soggetto over 40 la valutazione è finalizzata, diciamo, prevalentemente, ma non esclusivamente, alla esclusione di una malattia coronarica. E quindi la prova da sforzo deve essere veramente massimale e non interrotta per, come dire, o uno sta quasi svenendo in bicicletta o sul tappeto rotante, oppure non è indicato sospendere quella prova da sforzo, perché rischiamo di non evidenziare una patologia nascosta. Faccio un esempio: se la prova da sforzo viene interrotta a 150 battiti, ma quell'atleta svolge uno sport a 180 battiti, capirà bene che ci sono 30 battiti dove noi non sappiamo cosa avviene in quella persona. E poi l'altra cosa importante è valutare il colesterolo. Non è possibile valutare un atleta master se non conosciamo il parametro del colesterolo, perché questo ci permette di capire qual è il rischio di quella persona. E tanto più è elevato il rischio, tanto più dobbiamo stare attenti nella valutazione, cioè nell'esclusione di una malattia coronarica, che è la prima causa di morte in quella popolazione. Quindi, ricapitolando, i fattori di rischio che vanno valutati
sono il colesterolo, la pressione, la capacità funzionale, cioè un soggetto che ha una scarsa capacità funzionale è un soggetto che ha un maggior rischio di eventi cardiovascolari. E poi è molto importante la prova da sforzo, la risposta pressoria, quindi di pressione arteriosa, e la frequenza cardiaca massima raggiunta. Perché? Perché questo espone, cioè fermare o interrompere una prova da sforzo troppo precocemente in un atleta ti nasconde quello che potrebbe verificarsi durante lo sforzo fisico. Nel 90% le morti avvengono durante lo sforzo fisico, perché in quella precisa condizione si verifica un cortocircuito elettrico che porta ad un arresto del cuore, e questo è poi il problema più grave, perché poi nella massima fortuna, avere la possibilità di avere un defibrillatore che è quello che ti permette di salvare quella vita, o una persona che riesce a attivare un massaggio cardiaco che permette di salvare quella vita, e quando le cose non vanno bene arriva la morte. Noi stiamo raccogliendo una casistica e stiamo decidendo di mettere in piedi un registro di tutti gli eventi per la provincia di Treviso correlati a un evento cardiovascolare correlato all'attività fisica in tutte le sue espressioni nella popolazione adulta. Perché? Perché ancora sappiamo poco di questo dato, e nella nostra casistica abbiamo circa un gruppo di 25 casi raccolti negli ultimi 2 anni e mezzo, dove tutte le persone hanno avuto un evento durante lo sforzo fisico e tutte avevano patologie gravi che non erano state individuate, quindi bisogna stare molto attenti quando si valuta questa popolazione. Quindi insomma state mettendo in piedi anche questo studio che vi permetterà appunto di approfondire maggiormente. Ma noi devo dire che come struttura pubblica riusciamo di sabato e domenica e alla mattina presto e alla sera molto tardi fare anche un po' di ricerca. Io veramente siamo un gruppo di colleghi, di personale infermieristico molto affiatato. Abbiamo appena pubblicato un articolo nella rivista più importante di medicina dello sport, dove abbiamo valutato i costi per la diagnosi di una malattia a rischio di morte improvvisa, e stiamo mettendo in piedi invece un registro che ci permette di, mettendo in sintonia i pronti soccorsi della nostra provincia, le unità coronariche, le medicine d'urgenza e le medicine dello sport, e il 118, importantissimo, tutto ciò che succede nella nostra provincia correlato allo sforzo fisico lo raccoglieremo in un database, che questo ci permetterà poi di capire meglio quali sono quelle condizioni che hanno esposto quel soggetto ad un rischio di eventi cardiovascolari e dove si poteva fare di più per prevenire quell'episodio. Allora ci ritroveremo magari più avanti e ci racconterà che cosa è venuto fuori insomma, dalla raccolta di questi dati molto importanti per la salute degli atleti del nostro territorio. Siamo in chiusura, il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio il dottor Patrizio Sarto, direttore dell'unità operativa complessa Medicina dello Sport, Dipartimento di Prevenzione ULSS 2 Marca Trevigiana. Grazie davvero. Grazie a voi. Grazie anche a voi di averci seguito da casa, non mi resta che darvi appuntamento alla prossima puntata di Ore 13. Arrivederci.